La priorità è avere un candidato della Lega alla guida del Veneto. La posizione ufficiale del segretario Matteo Salvini a margine del Consiglio federale che si è tenuto alla Camera dei Deputati in Sala Salvadori, ma un conto è l'ufficialità, un altro sarebbe la realtà delle cose, con le cronache di palazzo che parlano invece di uno scontro, forse senza precedenti, tra lo stesso Salvini e il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, membro di diritto del Consiglio federale e collegato telefonicamente. All'ordine del giorno del federale non c'erano le elezioni in Veneto, bensì al primo punto l'analisi del voto in Umbria ed Emilia-Romagna, che per il Carroccio si è rivelata una debacle, ma la discussione è finita comunque sul Veneto, forse inevitabilmente, visto che proprio il Veneto è considerato dai leghisti come la linea del Piave, invalicabile. E qui sta il punto, perché Salvini avrebbe fatto intendere ai presenti, Zaia compreso, che la partita è praticamente chiusa e che sarà Fratelli d'Italia a esprimere il candidato per il centrodestra. Apriti cielo, Radio Palazzo nelle scorse ore è come impazzita, riferendo di uno Zaia furioso: come spiegheremo una scelta del genere ai militanti? La domanda di fondo. Salvini da parte sua avrebbe ricordato il risultato deludente del Carroccio, registrato anche in Veneto nelle ultime tornate elettorali, dove Fratelli d'Italia ha invece portato a casa la migliore performance a livello nazionale, come a dire: la colpa del crollo non è tutta mia. Dopo la tensione sarebbe calato il gelo, con Salvini che a margine ha invece ribadito come negare il terzo mandato sia un errore e che l'obiettivo è avere un candidato della Lega. La priorità nostra è questa. Certo, la formula usata da Salvini è riportata dalle agenzie di stampa. Dissimulazione, dice più di uno all'interno del partito, dove tutte le dichiarazioni ufficiali di giornata invece sono dirette agli alleati di Fratelli d'Italia, in particolare a Luca De Carlo e Raffaele Speranzon, che in questi giorni hanno abbandonato ogni tono diplomatico, dicendo che la presidenza spetta al partito della Premier. Il rompete le righe del resto sarebbe arrivato proprio da Giorgia Meloni. Non c'è alternativa a un candidato della Lega, ha detto l'assessore Roberto Marcato. Di prima mattina era intervenuto anche Alberto Villanova, capogruppo in regione. Per la Liga Veneta la regione è la linea del Piave, per noi ha un valore simbolico e politico dal quale non possiamo prescindere, quindi faremo tutto il possibile per fare in modo che il buon amministrare di questi anni possa continuare nello stesso modo.